ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG che apriamo come di consueto ormai con i numeri del bollettino regionale per quanto concerne i casi di coronavirus. Oggi in Calabria è stata davvero una brutta giornata, 2 i decessi, sono 40 i positivi in più, vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 1.769 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 169, più 40 rispetto a ieri. Quelle negative sono 1.600. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 14 in reparto, 5 in rianimazione, 17 in isolamento domiciliare. Cosenza 24 in reparto, 4 in rianimazione, 7 in isolamento domiciliare, un deceduto. Reggio Calabria 16 in reparto, 4 in rianimazione, 34 in isolamento domiciliare, 2 guariti, un deceduto. Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare, Crotone 6 in reparto, 28 in isolamento domiciliare, un deceduto. I soggetti in quarantena volontaria sono 5.590 così distribuiti: Cosenza 1.270, Crotone 386, Catanzaro 550, Vibo Valentia 590, Reggio Calabria 2794. Le persone giunte in Calabria negli ultimi 14 giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 9383. E dicevamo dei decessi, 2 nella giornata di oggi, che vanno ad aggiungersi all'uomo morto nei giorni scorsi a Montebello Ionico, quindi sono 3 i deceduti per coronavirus nella nostra regione. A Crotone a perdere la vita nel primo pomeriggio di oggi per infezione da coronavirus un 65enne ricoverato ieri pomeriggio in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio. Vediamo. Anche a Crotone si registra la prima vittima per coronavirus, terzo decesso in Calabria per Covid-19. L'uomo, secondo quanto si è appreso, sarebbe arrivato in condizioni disperate nella tarda serata di ieri. Era un paziente sintomatico, seguito a casa, poi l'arrivo al San Giovanni di Dio, il ricovero in terapia intensiva e questa mattina il decesso. E nel Crotonese nelle ultime ore ci sarebbe stato un preoccupante incremento del numero di contagiati, 12 nelle ultime 24 ore. Gran parte dei pazienti positivi proviene dai comuni del territorio e tra i centri più a rischio Cutro, dove si è registrato negli ultimi giorni un rientro più massiccio dal nord. La provincia pitagorica, così in proporzione al numero degli abitanti, si conferma tra le più colpite in Calabria. E intanto i medici dell'ospedale San Giovanni di Dio da ieri hanno iniziato a somministrare ai propri pazienti il farmaco sperimentale prodotto per curare l'artrite reumatoide, che ha dato buoni risultati per lenire i problemi respiratori causati dal coronavirus. In mattinata invece Cosenza si è svegliata con la triste notizia della morte dell'informatore scientifico di Rende, ricoverato alcune settimane fa nell'ospedale dell'Annunziata. Vediamo. Abbiamo sperato fino all'ultimo che potesse farcela. Negli ultimi giorni c'era stato qualche piccolo segnale di miglioramento, poi però la situazione è precipitata e questa mattina alle 7:30 il suo cuore ha smesso di battere. Parliamo dell'informatore scientifico di Rende positivo al Covid-19, ricoverato all'Annunziata di Cosenza dal 7 marzo scorso. Si chiamava Paolo Oliva, aveva 65 anni ed era originario di Tarsia. L'uomo aveva contratto il coronavirus dopo aver partecipato ad un convegno scientifico alla Mezzia Terme. Anche la moglie era risultata positiva al tampone, ma le condizioni dell'uomo erano più serie. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Annunziata, aveva un quadro clinico compromesso. Per 12 giorni è rimasto attaccato ad un respiratore. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma oggi purtroppo la triste notizia. È il secondo decesso per coronavirus in Calabria. Il primo, lo ricordiamo, Mimmo Crea, 57 anni, il dipendente comunale di Montebello Ionico nel Regino, ma non sono solo numeri.
numeri, erano persone che avevano una famiglia, mogli, figli, nipoti, che adesso non hanno neanche il conforto di poter stringere per l'ultima volta i loro cari, malati morti da soli nella fredda stanzetta di un ospedale. Il nosocomio di Cosenza ha predisposto un locale in obitorio solo per questi casi. Si tratta di una stanza in sicurezza con i vetri alzati per consentire ai parenti stretti l'ultimo saluto. E all'ospedale di Catanzaro preoccupa la divisione di dialisi, parliamo del pugliese Ciaccio, dove salgono a 13 i positivi. Sono stati infatti completati gli esami di laboratorio su tutto il personale e i pazienti in trattamento dialitico presso l'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente i test eseguiti, rende noto l'ospedale, hanno dato positività per un medico, 6 infermieri e 6 pazienti, tutti trattati nello stesso turno di dialisi del caso iniziale. Come già rassicurato, restano garantite senza soluzione di continuità tutte le prestazioni dialitiche anche a favore dei pazienti risultati positivi, per i quali sono state programmate specifiche sedute serali aggiuntive. Da alcuni giorni è attiva un'ulteriore misura preventiva per cui chiunque acceda al pugliese è sottoposto a misurazione della temperatura corporea mediante un termometro ad infrarossi. Questo fa sapere il pugliese Ciaccio e c'è in queste ore nelle corsie chiaramente preoccupazione tra gli operatori sanitari. Noi all'ospedale di Cosenza, quindi all'Annunziata, abbiamo sentito un infermiere che ci racconta l'apprensione e lo stress del lavoro in questi giorni molto particolari. Vediamo. Siamo in collegamento con Massimo Viola, uno degli operatori dell'unità di urologia dell'ospedale di Cosenza. Massimo, allora, qual è la situazione attuale proprio presso l'ospedale di Cosenza? La situazione attuale è quella che sanno tutti già, il fatto che stanno aumentando i pazienti di Covid-19 è quello attuale, diciamo che siamo in uno stato di emergenza. Cosa ti preoccupa di tutta questa emergenza? Mi preoccupa il fatto di accogliere tutti i pazienti che hanno questo virus, perché è importante accoglierli tutti allo stesso modo, magari più in là, sapendo che magari il virus si espande. Cosa sta cambiando nella tua quotidianità, considerando tutte le precauzioni che bisogna comunque prendere sia dal punto di vista lavorativo, ma poi anche dal punto di vista personale? Niente, perché essendo operatore sanitario faccio lo stesso lavoro che ho sempre fatto, magari con maggiore stress, maggiore precauzioni, maggiore apprensione, magari perché magari ti può arrivare chiunque, quindi dobbiamo stare attenti anche noi operatori. La soluzione è quella di stare tutti a casa, di non muoversi, perché così il virus magari rimane circoscritto, bisogna stare tutti a casa e cercare di evitare di uscire meno possibile. E chi lavora in prima linea chiede maggiore sicurezza. Il SIULP, il sindacato di polizia, chiede ufficialmente alla governatrice della Calabria, Iole Santelli, che vengano effettuati i tamponi su forze dell'ordine e personale sanitario. Vediamo. Tamponi per i poliziotti, le forze dell'ordine, medici e infermieri della provincia di Cosenza è la richiesta del SIULP, il sindacato italiano di polizia, inoltrata al governatore della Calabria, Iole Santelli, e al segretario generale del SIULP, Felice Romano. Nel documento si evidenzia che l'obiettivo è salvaguardare l'operatività delle forze di polizia e del soccorso pubblico che operano nella provincia Abruzia, ma vale per tutte le province calabresi dove si combatte questa pandemia. I tamponi dunque necessari, scrivono, per arginare e sconfiggere il propagarsi della malattia e garantire la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica. Nell'atto firmato dal segretario provinciale Ezio Scaglione, dal consigliere nazionale Ruggero Altimari e dal dirigente nazionale Luciano Lupo, si sottolinea come il governatore delle Marche si sia già dichiarato favorevole agli esami dei tamponi per i poliziotti, accogliendo l'appello del SIULP.
COP marchigiano. L'auspicio è mettere in sicurezza chi è più esposto in questa lotta contro il nemico invisibile ed estremamente insidioso, ma che si può sconfiggere, affermano, se tutti ci aiutiamo a rispettare le regole che occorrono e che ci siamo dati. Le donne e gli uomini impegnati in prima linea, conclude la missiva, attendono fiduciosi l'azione della governatrice. In prima linea ci sono anche i sindaci che faticano a far rispettare le ordinanze e decidono dunque misure più severe. Cominciamo da Belvedere Marittimo con il primo cittadino, Vincenzo Cascini. Sindaco di Belvedere Vincenzo Cascini, allora un'ulteriore stretta per contenere la diffusione del virus. Ho cercato in tutti i modi di sensibilizzare la popolazione, sono stato costretto mano a mano ad aumentare i livelli di guardia, a fare vari proclami, fino ad arrivare ora alla fine in cui ho dovuto chiudere e blindare il paese, perché purtroppo i famosi giovani che sono rientrati dal nord nei paesi vicini sono riusciti a portare la malattia in maniera così seria e grave che un paese è stato chiuso. Ognuno abbia il rispetto della sua persona e il rispetto delle persone che gli stanno vicino. Non ci devono essere contaminazioni, ci deve essere la giusta distanza, ci deve essere soprattutto attenzione all'insorgenza di sintomi. Un raffreddore non è niente, ma una febbre, un raffreddore e tosse potrebbe essere una situazione prodromica dell'avvicinarsi di questa malattia. Comunque i cittadini devono assolutamente limitare i contatti, rimanere chiusi a casa è l'unica prevenzione. Quindi rimanere tutti a casa è un po' il fil rouge degli interventi dei sindaci. Noi da Belvedere Marittimo ci spostiamo a Praia a Mare, anche qui il sindaco praticamente ha dovuto ricorrere alle maniere forti. Sindaco Praticò, lei ha emesso ulteriori restrizioni per i suoi concittadini? Ho messo che per camminare nel paese bisogna avere le mascherine, altrimenti non si può uscire di casa. I cittadini di Praia non possono andare negli altri comuni e neanche dagli altri comuni possono venire nel nostro comune. A supporto di questo c'è la magistratura che ci sta dando ragione. Lei ritiene che si possa comunque dare una certa importanza all'ospedale di Praia? Io ritengo che la mia amministrazione e il comune di Tortora e di Aieta abbiamo messo penna in cassa e abbiamo detto cosa bisogna fare in questa struttura per poter andare incontro ai cittadini. La nostra proposta è stata ammirata ed è stata presa in considerazione, ma ci sono delle problematiche che non sono legate certamente al sì o no dell'apertura, ma al personale, specialmente gli infermieri e l'OSS, l'OTA, eccetera, eccetera. Questo è il problema. Cioè, è inutile parlarne e illudere i cittadini del nostro territorio. Noi dobbiamo fare i fatti. Praia, Aieta e Tortora sono per i fatti. I cittadini devono mettersi in testa, devono stare a casa. Lo ricordiamo, sono 100 i sindaci della provincia di Cosenza che hanno chiesto al governo l'invio dell'esercito, tra questi anche il primo cittadino di Celico, Antonio Falcone, che in un video messaggio ribadisce quello che già avete sentito anche dagli altri sindaci, e cioè dice ai cittadini: restate a casa. Non andrà tutto bene, non andrà tutto bene, non andrà tutto bene. Perciò riflettete, uscite e fate la spesa per una settimana, andate in farmacia e vi fate la scorta per una settimana. Le sigarette, io sono un fumatore, ahimè, e mi sono comprato 2 stecche di sigarette ed evito di andare al bar, al tabacchino continuamente. Sono queste le misure restrittive che ci possono consentire di fermarlo il virus. Lo volete capire? Lo volete capire, sì o no? Scusatemi lo sfogo, ma non è più possibile.
Siamo arrivati allo stremo. Siamo arrivati allo stremo. Non è così che si fa. Oramai siamo rimasti solo i sindaci in prima linea. Non abbiamo nessuno che ci conforta, nessuno che ci chiama, nessuno che ci ascolta. Non abbiamo le mascherine. Lo capite che non abbiamo le mascherine per darle nemmeno ai nostri dipendenti? E voi vi permettete il lusso di uscire tutti i giorni con una mascherina, mentre ci sono quei poveri disgraziati, scusatemi, quei poveri disgraziati di medici, infermieri, il personale medico, chi fa le pulizie, che sono costretti a lavorare per salvare la nostra vita. E invece noi disperdiamo anche quel po' di risorse che potrebbero essere utili e fondamentali per salvare la vita delle persone. Io vi chiedo scusa se sono stato e se mi sono dimostrato di essere adirato, ma non è più possibile questa cosa. Ripeto, stiamo valutando di adottare misure ancora più restrittive, perché purtroppo, come ho scritto, contro l'ignoranza e la stupidità ci vogliono le maniere forti. E c'è anche il corpo della polizia penitenziaria che registra la sua prima vittima per il coronavirus. A darne notizia il sindacato di polizia penitenziaria, che riferisce della morte di un agente di Locri che sarebbe stato contagiato a Bergamo durante una missione. Dopo essere stato ricoverato nelle strutture della stessa città, l'uomo era stato poi trasferito all'ospedale Sacco di Milano, dove è morto dopo alcuni giorni. Siamo molto preoccupati, abbiamo timore che il virus si possa propagare, siamo sconcertati perché non abbiamo mascherine né altri dispositivi di protezione sanitaria e laddove arrivano in alcuni casi non vengono fatti utilizzare agli agenti dai direttori delle carceri per non impressionare i detenuti, spiega il segretario del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo. Cambiamo argomento. La Regione Calabria, oggi la Presidente ha nominato il capogabinetto della Presidenza, si tratta di Luciano Vigna, ex assessore al bilancio del Comune di Cosenza. Vediamo. Luciano Vigna, ex assessore al bilancio del Comune di Cosenza, nominato capogabinetto della Presidenza della Giunta regionale guidata da Iole Santelli, una notizia che in realtà circolava insistentemente nei corridoi del Palazzo di Germaneto. Luciano Vigna, molto vicino per amicizia personale e percorso politico a Fausto Orsomerso, neo assessore regionale con delega allo sviluppo economico e dirigente di Fratelli d'Italia. Il neo capogabinetto figurava già nello staff presidenziale all'indomani dell'elezione della neogovernatrice. Nel decreto emanato oggi si precisa che la nomina di Vigna, esterno alla pubblica amministrazione, decorrerà dalla stipula del contratto di diritto privato e durerà fino alla cessazione della carica della Presidente della Giunta regionale. Intanto il Consiglio regionale, l'insediamento del Consiglio regionale è stato convocato perché ancora non si è tenuta la prima seduta proprio per conseguenza all'emergenza coronavirus il 26 e il 27 marzo. Porte chiuse e in streaming, queste le ipotesi. Irto dice che sono date improrogabili. La cronaca: è stato risolto il caso dell'uomo trovato morto a Gioiosa Ionica 2 giorni fa, è stato ucciso per errore. Vediamo. Risolto il mistero dell'uomo trovato morto nelle campagne di Gioiosa Ionica. 2 giorni fa era stato rinvenuto il cadavere di Pasquale Schirripa, 61enne operaio. Un mistero fitto: il corpo era in un terreno in contrada Furro. L'uomo presentava ferite da arma da fuoco. Adesso si scopre che la morte è stata provocata da un tragico errore. Ad uccidere Schirripa è stato un suo cugino, SR, 64 anni, incensurato. I militari dell'Arma hanno ricostruito la dinamica. Pasquale Schirripa aveva chiesto aiuto al cugino
cugino perché un cinghiale aveva invaso una porcilaia di sua proprietà, aveva necessità di aiuto e aveva chiesto ad SR di raggiungerlo. Quest'ultimo si era così recato in contrada Furro e insieme a Pasquale aveva individuato il cinghiale. Entrambi avevano deciso di abbatterlo. Pasquale così è entrato nella porcilaia per attirare l'animale verso un punto preciso, mentre SR imbracciava un fucile calibro 12 per sparare. In preda al panico, SR ha taciuto a tutti la tragedia, ma ieri pomeriggio si è presentato in caserma per raccontare tutto. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per omicidio colposo e detenzione e porto illegale di arma. Le altre notizie nelle nostre brevi di cronaca, vediamo. Difficile arrivare in Sicilia dalla Calabria in tempi di coronavirus. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, a denunciare che questa mattina sono rimasti sulla sponda calabrese dello stretto centinaia di persone tra medici, infermieri, magistrati e